Buonasera a tutti. Prima di iniziare questa presentazione di questo volume prestigioso, il Teatro Luca Signorelli di Cortona, io darei subito la parola al sindaco di Udine, qui presente, Carlo Giacomello. Grazie. Grazie anche per la parola, sindaco, perché sono sindaco da qualche ora, come qualcuno saprà. Ero vice sindaco fino a ieri sera, sono diventato sindaco da qualche ora perché sapete, per chi viene da fuori, comunque ha dato le dimissioni il sindaco per potersi candidare alle regionali e quindi tocca al vice sindaco prendere quest'onere. E la prima giornata devo dire che è stata, mi sono seduto adesso, quindi è stata abbastanza impegnativa. E ho preso quindi in mano l'agenda, c'era questo appuntamento e sono venuto volentieri, anche perché a parte la conoscenza con Rossi, la conoscenza di Cortona e non solo della zona, che diciamo i friulani sono orgogliosi della propria terra. Certo che competere con Cortona e la zona Arezzo meno è difficile, e quindi Pieri Fontanini, noto furlanista doc, però dobbiamo anche accettare e conosciamo chi è stato, chi non è stato, la bellezza. Chi non è stato deve vedere quei posti lì perché raccontano una storia, proprio solo nel paesaggio che racconta una storia. Più giovani è nota Cortona ma io vedo che l'età qua è abbastanza, perché ha dato i Natali a Giovanotti, no? Non ha dato i Natali a Giovanotti, Cortona, quindi anche c'è un motivo per essere attrattiva anche nei confronti delle nuove generazioni. E vi porto i saluti dell'amministrazione, faccio solo una battuta, soprattutto per chi viene da fuori, su questa sala. Magari il Presidente potrà essere più preciso a riguardo. Siamo in un palazzo e all'interno, nella sala più bella di un palazzo, dei più prestigiosi della città di Udine. Voi sapete che siamo in una situazione in cui la provincia sono in chiusura, e stiamo, devo dire, sostenendo assieme, comune e provincia uniti, una battaglia perché questo prestigioso palazzo possa passare con altre proprietà della provincia al comune di Udine. Ci sono delle complicanze, stiamo vedendo con la regione, perché ci sembra giusto, lo commentavamo prima, che questa storia, questo pezzo di storia importante, questi affreschi sono tutti del Quaglio e penso siano tra le cose più importanti che abbiamo in città, oltre al Tiepolo che è il palazzo a fianco, questa piazza Patriarcato che ahimè è nel tempo stata presa in possesso dalle macchine davanti, ma è un taglio di palazzi che hanno nulla che invidiare a molte parti dell'Italia bella che conosciamo. Quindi speriamo che anche questa operazione possa andare nella giusta direzione, quella che vogliamo, penso sia l'intento del Comune che della Provincia, che questo palazzo venga di proprietà del Comune di Udine e venga ad arricchire già il patrimonio ricco della città. Quindi grazie soprattutto dai cortonesi venuti ripeto, da una terra che amiamo, e buona serata a tutti.